Eccoci qua, ben ritrovati, nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Vi proponiamo in apertura una lunga intervista alla Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che parte dalla situazione del Burlo per poi parlare della sua ricandidatura e della situazione della Lega oggi, dopo l'inchiesta che ha coinvolto Luca Morisi, lo spin doctor di Matteo Salvini e padre della bestia. Il sottosegretario Costa in Friuli Venezia Giulia, si è parlato del Burlo, una delle eccellenze di Trieste. Sì, regionali, nazionali e internazionali, quindi da Trieste, ma penso che possa rappresentare un valore aggiunto per il sistema sanitario materno-infantile a livello europeo. Su questo non a caso Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di valorizzare le attività del Burlo, non soltanto con gli importanti finanziamenti che abbiamo dato in termini infrastrutturale e per il rinnovamento di tutta la tecnologia presente nell'istituto, ma anche con una collaborazione a livello regionale, così da permettere a tutti i cittadini della regione di poter usufruire dell'eccellenza del Burlo anche vicino ai singoli territori. Un argomento che ha l'obiettivo di seguire fino al 2028 da Presidente della Regione. Se i cittadini mi rivorranno lo farei volentieri, perché vorrei portare avanti quello che abbiamo messo in campo in questi anni di legislatura. Dopo si sta sempre al consenso dei cittadini e quindi i cittadini decideranno e valuteranno quello che abbiamo fatto. Io spero che il cambio di marcia che abbiamo dato alla Regione sia evidente a tutti, perché abbiamo veramente fatto delle scelte decise e anche cambiato, devo dire, penso nella sanità, in modo netto il passo, malgrado la pandemia che per esempio questo mondo ha vissuto, il mondo della sanità, per un anno e mezzo. Il Presidente non si è poi tirato indietro sulle questioni nazionali e in particolare sul caso di Luca Morisi. Non capisco, devo dire, cosa possa centrare dal punto di vista politico con la Lega i fatti personali di chi seguiva la comunicazione social della Lega. Personalmente, devo dire, a livello umano manifesto il mio dispiacere, penso che sia di fronte a una spettacolarizzazione di alcune difficoltà in mano e degli errori, non c'è dubbio, che però nulla hanno a che fare con la parte politica e devo dire utilizzare così strumentalmente. Fosse stato chi seguiva in modo secondo me molto professionale i social della Lega, vicende personali che addirittura la stessa procura che indaga dice che non si ravvisano allo stato attuale dei reati, mi sembra veramente che sia, ma non per il caso Morisi, in generale, uno svilimento totale del dibattito politico in Italia. La Lega sta portando avanti le battaglie, penso al non aumento delle tasse, alla non revisione degli estimi catastali, alla questione della legge Fornero, e qui c'è il dibattito nazionale che viene incentrato. È chiaro che a una settimana dal voto non serve uno statista per capire che siamo di fronte a un attacco feroce verso la Lega e dove vengono purtroppo, devo dire, utilizzati la vita delle persone e anche gli errori delle persone, che non c'è dubbio che ci siano, ma sono errori personali e mi auguro che da questi errori ribadisco personalmente le persone possano riprendersi. Però ci sono consiglieri regionali, anche i soci della Lega, che hanno usato lo strumento social contro altre persone che hanno fatto degli errori in modo molto pesante e aggressivo. Quindi insomma qualcuno parla anche di karma. Guardi, mi sembra una cattiveria senza fine. È come se a una persona che non segue direttamente la politica come Morisi bisogna per forza utilizzarlo contro la Lega. Io personalmente ho sempre cercato di, anche nei distinguo e anche nei dibattiti accesi che ci sono stato, incentrare sempre tutto su proposte politiche che magari non condivido e dare un'alternativa. Farla andare dal punto di vista personale penso sia sempre sbagliatissimo, indipendentemente da chi la fa, che lo faccia il PD, che lo faccia la Lega, che lo facciano i 5 Stelle, che lo faccia Forza Italia o Fratelli d'Italia. Io penso che questo sia un problema della politica nel Paese. Se noi pensiamo di proseguire in questo modo, per esempio ho sempre avuto grande rispetto anche quando ci sono stati casi di persone che nulla avevano a che fare con la politica, ma penso alla questione Renzi con i suoi genitori, penso alla questione Di Maio con i suoi genitori. Io sempre, e se potete andare a rivedere anche tutte le interviste che ho fatto, distinto, perché andare all'interno delle vite familiari dei singoli per cercare di portare avanti un attacco politico vuol dire semplicemente fare un danno ai cittadini italiani, perché non si discute più nel merito delle risposte da dare ai cittadini italiani, ma si discute di gossip e di denigrazioni. Quindi la bestia è morta. Ma la bestia non c'è mai stata, è stata un'organizzazione social, penso molto forte, che dopo venga chiamata bestia, bestiete, mi sembra anche in questo ci sia una spettacolarizzazione che purtroppo non fa bene alla politica, anzi inviterei anche i giornali a trattare di temi che interessano i cittadini italiani.
Sono state consegnate oggi in Danieli Academy le borse di studio per gli studenti meritevoli del MIZ, alcune a nome della multinazionale di Butrio, altre a titolo personale dell'ingegner Gianpietro Benedetti. Yannis, si conferma che le aziende sono le prime sostenitrici del MIZ, anche con le borse di studio, la Danielis in primis, con delle borse di studio diverse sia dalla parte dell'azienda stessa sia da parte dell'ingegner Benedetti. Sicuramente la forza del nostro nuovo MIZ Academy, questa è la nuova denominazione che le norme che stanno approvando la Camera e quindi successivamente il Senato ci daranno, confermano che le aziende sono il cuore pulsante del nostro sviluppo. Lo sviluppo che deve necessariamente avvenire per poter dare al territorio figure che siano allineate. È importantissimo essere sollecitati, parlo come direzione, a investire nella ricerca didattica, nella ricerca di nuove attrezzature da mettere a disposizione. Oggi in modo particolare siamo qui per riconoscere ai ragazzi meritevoli, le borse di studio hanno un alto livello di prestazione richiesto per la loro assegnazione, siamo qui perché Danieli, Officine Meccaniche e l'ingegner Benedetti sostengono davvero i giovani nell'intraprendere percorsi premianti per loro e per le loro famiglie di tipo tecnologico. E tanto più che si confermano i dati delle assunzioni post diploma e in realtà in alcuni casi anche durante i corsi di MIZ Academy, quindi le aziende sono interessatissime. Avremo qui oggi 8 studenti, ormai tecnici superiori MIZ, diplomati nel luglio 21, che hanno svolto il periodo di apprendistato di terzo livello e tutti sono già inseriti. Avremo qui delle testimonianze di percorsi di carriera professionale di grande interesse qui all'interno di Danieli. Sicuramente la figura del meccatronico è assolutamente ricercata, ma non dimenticherei neppure le altre figure, aeronautico, arredo, quindi abbiamo bisogno, parlo come territorio e come mondo produttivo, di competenze evolute. Paolo, ne l'ho vista particolarmente colpita dai racconti di questi giovani, dalla loro emozione, dalla loro energia e anche dalla parola divertimento che è emersa nei loro racconti. Sì, perché mi ha fatto ripensare a quando ho iniziato io. Alla fine io sono un perito del Malignani, ho iniziato nell'85 e ho provato le stesse situazioni, cioè ho suggerito di entusiasmo, disponibilità, perché è quello che ho fatto nel mio percorso, visto che approcciando in questo modo il mondo del lavoro si riesce ad avere un sacco di opportunità e questi ragazzi, quelli che hanno parlato, ho visto che tanti di loro hanno già colto questa possibilità e stanno sfruttando questa situazione. Ed è la cosa più giusta da fare, perché trovare dei problemi sulle cose è facilissimo, no? Trovare soluzioni altrettanto, ma bisogna avere tanta voglia e mi sembra che parecchi di questi ragazzi l'hanno fatto, insomma, lo stanno facendo. Si conferma il legame molto stretto tra il MIZ e la Danieli? Sì, si conferma un legame molto stretto perché è una realtà che qui a Udine è stata voluta dal Presidente, da Gianpietro Benedetti. Noi stiamo vedendo, noi chiamiamoli utilizzatori di queste risorse umane, stiamo vedendo che è veramente efficace, è un percorso efficace, permette di velocizzare l'ingresso in azienda, che non è poca cosa, nel senso che un giovane arriva in azienda e non sa bene, ovviamente non sa quasi niente, come ha detto una ragazza che ha parlato, ed è normale che sia così, però con un percorso MIZ, con questa storia del project work, con i piccoli stage in azienda, si arriva già più preparati, molto più aperti, e quindi diventa più facile collaborare con i colleghi senior, diciamo, e questo agevola il percorso, insomma. Ed ora andiamo a Udine, ultimo giorno di apertura per il McDonald's posizionato in Borgo Stazione, una chiusura, hanno spiegato i gestori, però con il sorriso. Ultimo Big Mac in Borgo Stazione. Da domani cesserà definitivamente l'attività del punto vendita McDonald's, posto in Viale Europa Unita, nel cuore del quartiere delle Magnolie, il primo fast food della catena aperto a Udine 23 anni or sono. La chiusura delle serrande potrebbe sorprendere alcuni avventori. Proprio per questo a chi si recherà all'angolo di Via Roma nelle prossime 3 settimane saranno distribuiti 500 coupon di caffè omaggio da consumare negli altri 4 punti vendita della zona udinese. Chiudiamo con il sorriso, ha spiegato a Telefriuli Angelo Casa, il licenziatario della compagnia americana in città.
Il locale di Viale Europa Unita è stato semplicemente sostituito da quello aperto in Viale Palmanova, che è più grande, più funzionale e più nuovo. Seguendo una strategia commerciale, prosegue Casa, abbiamo preferito essere più presenti per le famiglie e lavorare in ambienti più sicuri e funzionali. Attualmente a Udine e nell'Interland McDonald's dà lavoro a 150 dipendenti, di questi l'80% è assunto a tempo indeterminato. È inoltre alla ricerca di 30 persone da inserire a tempo indeterminato nei fast food di Viale Palmanova, del centro studi, del centro Città Fiera e del McDrive di Tavagnacco. Ma lo sviluppo e gli investimenti nel territorio della Grande M gialla, superata la pandemia, continueranno. L'azienda infatti sta pensando di espandersi anche in provincia e attualmente è alla ricerca di nuove possibili collocazioni. Si vocifera infine anche di un nuovo punto vendita nel centro di Udine, ma dall'azienda ancora non arrivano conferme. A voi la linea oggi termina qui, subito dopo la pubblicità andrà in onda uno speciale dedicato al 29esimo convegno del centro Balducci di Giugliano con ospite in studio Don Pierluigi Di Piazza. Grazie per l'attenzione, buona giornata su Telefriuli. Prenderà il via questa sera alle 20:30 al centro Balducci di Giugliano il 29esimo convegno organizzato dal Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale. Un convegno lungo un anno, così si è detto, sottolineando il fatto che oltre alle giornate da qui a domenica in cui si vivranno i primi incontri, ci saranno poi altri appuntamenti appunto nel corso dell'anno. E allora ci ha raggiunto in studio proprio per parlare del convegno e della proposta per quest'anno Don Pierluigi Di Piazza, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza. Ringrazio voi dell'invito e saluto cordialmente tutte le persone che seguono, che ascoltano. Direi di partire subito dal titolo e dalle citazioni del titolo. Se la retta via è smarrita, uniamoci per rivedere le stelle, una citazione all'opera dantesca. Sì, c'è questo riferimento anche suggerito per poter accedere poi anche alla possibilità di un aiuto, di un contributo, ma non per questo vincolo economico, perché è importante ricordare il grande Dante a 700 anni dalla sua morte. Certamente non un ricordo solamente letterario, perché la sua vita e tutto quello che lui ha scritto emerge dalla storia che lui ha vissuto e diventa così anche un messaggio per la storia di oggi. Questo raccolto nel titolo è già un messaggio grande per diversi aspetti del momento storico planetario in cui viviamo. Pare di aver smarrito la retta via. La retta via è da intendere come una via nuova, come Papa Francesco sempre suggerisce, radicalmente nuova, con un cambiamento strutturale del capitalismo che produce solamente ingiustizia strutturale, privilegia sempre pochi e impoverisce i molti. Per questa pandemia che ha accomunato tutta l'umanità, anche lì però facendo emergere le grandi disuguaglianze e attualmente anche con ricaduta sui vaccini, che non possono essere solo del nostro mondo, che peraltro si divide in polemiche alle volte veramente pretestuose, inaccettabili, in una visione di nuovo egocentrica, eurocentrica, senza pensare ai paesi poveri peraltro. E quindi via smarrita per questo e per altre questioni. Ecco, il dramma dell'Afghanistan che ha posto in evidenza questi errori veramente terribili che il nostro mondo, chiamiamolo così, occidentale, ha compiuto,
e in cui, come diceva Gino Strada, hanno vinto solamente i produttori e i commercianti di armi. Ritrovare la retta via e guardare le stelle per come noi, per come anch'io intendo, e guardare le stelle che ci sono state e ci sono già. Ho detto un nome, Gino Strada, ma possiamo farne altri anche che ci hanno preceduto in questo impegno, ma io penso tante volte anche noi siamo piccoli, umili, ci si sente, si pone un segno, è importante porlo in continuità, ma poi penso in quanti paesi, anche piccoli del mondo, in quante situazioni come quella che in questi giorni si vive a Milano, in cui la Greta Thunberg ha detto basta bla 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 ai politici, bisogna decidere, e oggi ci saranno incontri anche con la rappresentanza politica, ecco, più evidente, no? con questi giovani, quante sono anche le iniziative per poter rivedere le stelle, che tradotto vorrebbe dire costruire un mondo molto più giusto e umano. A me impressiona che anche in questi giorni, per dire un'altra che poi c'è in un focus, diciamo, del convegno, siano morte 11 persone sul lavoro. Questo è straziante, parebbe impensabile in una società nel 2021. Quindi guardare le stelle, riguardarle, quindi, come dire, alimentando quell'utopia, che è una parola non idealistica, scontata come pensa qualcuno. Utopia è un movimento interiore, personale, che poi diventa di quel noi necessario per poter, ecco, andare ad abitare quel mondo che non c'è ancora, ma che camminando insieme si può poco a poco costruire. Se viene a mancare questa speranza, veramente c'è il buio. Insomma, l'abbiamo capito, le riflessioni che vengono proposte in occasione del convegno sono sempre molto profonde, con un occhio attento all'attualità, a quello che succede vicino a noi ma anche più lontano, e la forza di questo convegno sta sempre nelle testimonianze che vengono proposte. Abbiamo più volte sottolineato questa dimensione planetaria del convegno, che risente, come risente un po' tutto ovviamente di questa pandemia, però l'impegno e lo sforzo per continuare a dar voce un po' a tutto il mondo nelle giornate del convegno a Zugliano rimane, e rimane anche quest'anno. Ci sono un po' tre fili conduttori, no? Tre tematiche che verranno sviluppate quest'anno: il tema dell'esilio, lo Ius Culturae e poi il tema dell'economia civile. Sì, certamente l'esilio, anche per le letture di Dante stesso, no? Esiliato, e poi per come abbiamo studiato quando eravamo sui banchi di scuola oppure parlando con gli studenti, l'esilio può essere inteso, no? Come mandare in esilio qualcuno. Ecco. Una persona che è stata mandata in esilio per sempre dal suo paese, dalla sua patria considerata, o per un periodo poi richiamato. A me pare che oggi l'esilio può essere tradotto pensando agli 82 milioni di migranti che camminano. L'esilio non è decretato da una persona sola che ti manda in esilio, è decretato dalle persone che comandano questo mondo con questa economia distruttiva che impoverisce, coloro che producono e vendono armi, coloro che violano i diritti umani e coloro che favoriscono questi disastri ambientali. Oggi c'è un esilio, certamente recuperando concretamente anche quello di Dante, ma da estendersi a livello planetario, dove non c'è una persona, un'autorità, è un sistema che manda in esilio milioni di persone. Io lo leggo così. Certamente poi dentro la parola esilio c'è una dimensione antropologica, esistenziale, profonda, di chi si sente fuori dal luogo in cui è nato e ha sognato di vivere ed è stato costretto a sradicarsi, e quindi dentro ci sono dialettiche interiori, avendo parlato anche con persone, tante in questi anni, e che c'è come un essere nel luogo in cui sei arrivato, ma
un essere anche da dove sei partito, nel luogo da dove sei partito, è un essere che chiede come una continua elaborazione per poter essere nel luogo dove sei ora, ecco, in un modo sopportabile umanamente, un modo accettabile umanamente. Quindi l'esilio ha una dimensione geografica, economica, politica, ma molto marcatamente anche esistenziale. L'altra grande questione che abbiamo posto dello ius soli è per riconoscere non solo a momenti, che è una questione fondamentale. Cioè un paese come l'Italia dovrebbe, io l'ho scritto anche recentemente in un articoletto, dovrebbe vivere un giorno di festa quando a livello legislativo, di una legislazione che non va a porre ostacoli pretestuosi, incredibili, ma facilita questo accesso, 700-800 mila bambini e bambine, ragazzi che con i nostri figli vengono nelle nostre case, sono nelle scuole, partecipano alle attività sportive, a quelle artistiche, culturali, no, espressive, musicali, e sono qui perché sono nati qui tantissimi. Una parte è venuta qui con i genitori, ci sono, e noi per situazioni veramente grossolane, ecco, io non vedo nessun tratto positivo. Non io, qualcuno pone degli ostacoli incredibili. Per me sarebbe una giornata di gioia, uso questa parola raramente, ma lo dico perché sarebbe un riconoscimento alla vita che c'è già. La realtà c'è. Un passaggio etico significa riconoscere che la realtà c'è. E il passaggio politico-legislativo sarebbe solo un ratificare quello che c'è nella vita e che l'etica chiederebbe venisse confermato. Io non so cosa succede in questo paese, per cui prima per un motivo, poi per l'altro, poi perché ci sono avvisaglie di elezioni, per un motivo o per l'altro, tutti più che discutibili, deprecabili, secondo me, non siamo arrivati ancora a questo passaggio, perché io sono convinto che un paese che cresce in un'accoglienza motivata, in possibilità espressive, creative, dinamiche, arricchenti, nelle diversità, è un paese che cresce non solo nei numeri, cresce nella qualità delle relazioni. Quindi questo per anticipare un po' quelli che saranno i temi che saranno poi sviluppati nei diversi incontri. Abbiamo ancora un minutino che utilizzerei per raccontare dei giovani che sono sempre protagonisti, hanno sempre un momento Sì, a loro dedicato. Quest'anno in modo ridotto saranno un centinaio di ragazzi e ragazze delle scuole secondarie, le scuole medie come si dice ancora, no? Lì del territorio, la Valussi che è sempre presente, poi ci sarà presente Campoformido e Pozzuolo, comuni limitrofi, però un centinaio di ragazzi che vengono al centro Balducci. Gli anni scorsi venivano 400, soprattutto dai superiori, ed era un momento molto molto importante, però ugualmente, anche trattando con loro, accennando a questi temi, anche di quello che noi abbiamo accennato dell'economia, un'economia di giustizia, no? In cui c'entra il lavoro, abbiamo ricordato le morti del lavoro, il lavoro che riguarda le donne, i giovani stessi, è un'economia di giustizia. Ecco, anche su questo il Papa Francesco ha coinvolto tanti giovani in questo progetto che lui ha proposto. E quindi proprio su questi temi anche la partecipazione, il coinvolgimento dei giovani che come sempre non sono spettatori ma portano il loro personale e importante contributo. Ringraziamo allora Don Pierluigi Di Piazza per essere stato con noi. Grazie. Grazie molto a voi, grazie.